Buonasera a tutti, possiamo cominciare, siamo alle 17:30 puntualissime, quindi abbiamo il piacere e l'onore di presentare il professor Zucconi, che ormai da molti anni è qui presente all'Ateneo Veneto con questo corso di storia dell'architettura, mi pare in maniera specifica, e questa serata mi pare che sia una delle ultime serate, la penultima serata del corso, è dedicata a Canova, o meglio a post Canova, dopo Canova, e quindi possiamo dare immediatamente la parola al professor Zucconi. Grazie a tutti i presenti. Buonasera. Grazie Franco. Bene, buonasera. No, non è dedicata a Canova, però dirò delle cose che alcuni di voi forse hanno già sentito nel ciclo canoviano, quindi mi scuso se sentirete delle ripetizioni. Vorrei, prima di cominciare la lezione vera e propria, vorrei fare un ragionamento più generale che riguarda la conclusione di questo ciclo e in generale quello che accade alla fine di questa storia che ha avuto un inizio e avrà anche una fine. Quello che io vi racconterò tra oggi e il prossimo lunedì sta a cavallo tra la seconda metà del Settecento e la seconda metà dell'Ottocento. Oggi parleremo della lunga vita del palladianesimo. Nel titolo è venuto fuori neopalladianesimo. In realtà non è il caso di parlare di neo, perché nessuno scopre niente, c'è un'assoluta continuità nell'uso e nella lettura di Palladio, no? Letto come una sorta di modello ideale e anche modello pratico applicabile. Vi dicevo, da questo alla seconda lezione, che si chiamerà Il ritorno di Bisanzio, con la scoperta delle radici orientali bizantine di Venezia declinate nel campo dell'architettura, allungando lo sguardo su questa doppia lezione, vorrei ragionare attorno al fatto che non vi è una corrispondenza tra lo stile architettonico e i passaggi epocali. Quello di cui parleremo si situa a cavallo di un passaggio epocale notissimo a tutti, la fine della Serenissima e l'inizio dell'età contemporanea. Vedremo come questo passaggio fondamentale per la storiografia, per tantissimi altri aspetti, in realtà non si rifletta nello stile. Anzi, troviamo una insolita, straordinaria continuità tra la prima fase di cui parleremo, cioè il tramonto della Serenissima, e la fase invece che segue, la fase travagliata, perché voi sapete che Venezia tra il 1697 e il 1814 passa di mano ben 4 volte, cioè prima i francesi per pochi mesi, il cosiddetto periodo delle municipalità, poi gli austriaci, il primo governo austriaco fino al 1806, poi di nuovo i francesi fino al 1813-14 e poi di nuovo l'Austria fino all'unità d'Italia, all'annessione all'Italia nel 1866. Bene, vedremo che l'architettura cambierà e cambierà radicalmente per ragioni che sono estranee alla sequenza di eventi politici. C'è sempre questa tentazione, no, davanti a passaggi epocali, di fare corrispondere a questo un passaggio epocale anche nel campo dell'architettura. Ma l'architettura, badate bene, è un sistema complesso, lento, pieno di inerzie. C'è in molti la tendenza a considerare l'architettura, soprattutto nei manuali per i licei e le scuole medie superiori, considerare la storia dell'architettura come un capitolo particolare della storia dell'arte. E no, non è così. Ci sono ovviamente delle tangenze, dei punti di contatto, visioni artistiche e un gusto comune, ma in realtà la pittura ha una relazione molto più stretta con il potere, è molto anche più facile cambiare registro, è molto più facile dovendo semplicemente maneggiare dei cavalletti, delle tavolozze e dei pennelli, senza nulla togliere alla grandezza dei pittori di tutti i tempi. L'architettura invece coinvolge il mondo della costruzione, anzi è una faccia del mondo della costruzione, è la faccia più aulica. Voglio citare Benedetto Croce, che per parlare della differenza tra edilizia e architettura disse che l'edilizia è come la prosa e l'architettura è come la poesia.
Però per maneggiare la poesia dobbiamo conoscere anche la prosa, quindi dobbiamo, parlando di architettura, prima di tutto inoltrarci nel mondo della costruzione, con le sue complessità, con le maestranze, il know-how, i materiali, tutto un sistema assai complesso che muta molto lentamente. Infatti diffidate sempre di definizioni architettoniche che corrispondono a un periodo. Architettura fascista si è dimostrato che è un termine senza senso, in realtà c'è una continuità prima e dopo nell'architettura che va ben al di là delle drammatiche cesure che ben conosciamo nel primo Novecento, la prima guerra mondiale, l'avvento del fascismo, la seconda guerra mondiale, il dopoguerra, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo da una parte tenere sempre presente il contesto politico, sociale, i mutamenti in corso, ma tenendo ben presente che c'è una distanza inevitabile con il mondo degli architetti. E diciamo il mondo degli architetti, con questo voglio per un momento allontanarmi da questo mondo molto più complesso, molto più magmatico che è il mondo della costruzione. Il mondo della costruzione che, badate bene, fino a periodo non tanto lontano dal nostro ha avuto la preeminenza. Noi chiamiamo architetti molto spesso personaggi come lo stesso Palladio all'inizio o come Scalfarotto, moltissimi personaggi che in realtà erano costruttori, venivano da queste dinastie di costruttori e sapevano anche maneggiare i codici dell'architettura. C'è una definizione abbastanza divertente ma efficace che va a indicare questo tipo di atteggiamento. Sono muratori che hanno imparato il latino. Ecco, in fondo Palladio aveva avuto un inizio esattamente lungo questa linea, si chiamava Andrea della Gondola, veniva da Padova, aveva cominciato nel cantiere, non aveva avuto nessuna formazione di tipo che potesse avvicinarlo a quella di un architetto. Guardate bene che architetto voleva dire essenzialmente avere studiato sui trattati che cominciano ad apparire nel XV secolo come tentativi di commentare e di rendere spendibile il trattato di Vitruvio. Vitruvio ci ha lasciato questo trattato, anzi grazie agli arabi è arrivato fino a noi. Vitruvio però ci ha lasciato un trattato assolutamente lacunoso, soprattutto negli aspetti operativi. E quindi, a cominciare da Leon Battista Alberti e poi via via tutta la tradizione dei trattati, si tentava da una parte di interpretare le parti che non c'erano e dall'altra di renderlo spendibile, declinabile. Quindi per diventare architetti bisognava conoscere i trattati, bisognava conoscere Vitruvio indirettamente, o per dirla molto più semplicemente bisognava conoscere l'architettura alla maniera degli antichi, questo è il modo forse più efficace e più preciso per definire questo atteggiamento, e poi avere compiuto dei sopralluoghi. L'architettura bisognava conoscerla toccandola con mano, andando a Roma, andando a conoscere e misurare i monumenti dell'antichità greco-romana. Anche lì sempre per carpire un segreto, come se questi edifici avessero dentro di sé il segreto della bellezza e della proporzione. Fino al Trattato di Palladio. 4 libri dell'architettura hanno successo straordinario. Hanno successo straordinario non solo nel Veneto, dove sono nati tra Padova, Vicenza e Venezia, città degli stampatori, ma in tutto il mondo. In Inghilterra e negli Stati Uniti la tradizione del palladianesimo continua fino a 800 inoltrato. Insomma, la casa di Rossella O'Hara, quella che gli americani chiamerebbero mansion, è in realtà ancora figlio di questo filone neopalladiano, vedremo. Ma ripeto, dire neo è forse sbagliato, perché non c'è il senso di un distacco, no? Quando diciamo neo vuol dire che c'è stata una cesura, che poi si è riscoperto tutto questo. Qui invece c'è una totale continuità. Palladio non muore mai. E proprio quando è vicino al suo declino, diciamo così, al suo naturale declino, dopo 3 anni di impero sul mondo dell'architettura, abbiamo una grande fioritura di testi dedicati a Palladio, al rilancio, chiamiamolo così, non alla riscoperta di Palladio. A cominciare dal libro di Tommaso Temanza, Vite dei più celebri architetti e scultori veneziani, che fiorirono nel secolo XVI, nel Cinquecento. Perché? Perché vuole questo libro celebrare la grandezza di Palladio. Mette insieme le biografie di più architetti, e non soltanto veneti o veneziani, ma anche toscani che hanno lavorato a Venezia, come Sansovino, o veronesi come altri,
e per testimoniare della grandezza di Palladio. Temanza era un dilettante di architettura, era un religioso, aveva molto tempo a disposizione, non progetta quasi nulla se non questo che vediamo, la chiesa che voi conoscete della Maddalena, che è l'esatta riproposizione ad un'altra scala del tempietto di Villa Masera. Se voi andate a vedere Villa Masera ad Asolo, a Casella d'Asolo, vi accorgete che è esattamente identica al progetto che Temanza produce per la Maddalena. Siamo nella seconda metà del Settecento, più o meno contemporaneo. Meno noto oggi, ma forse più efficace presso gli architetti di allora, è la raccolta di disegni di Ottavo Bertotti Scamozzi, vicentino, come Palladio, il quale ripropone, anche qui vedete Palladio, lo ripropone non soltanto nei fronti ma anche nelle parti più interne, anche qui per cercare di carpire una sorta di segreto, ci sono molte sezioni molto ben disegnate nel libro di Scamozzi. Poi ci sono vari personaggi che ruotano attorno al mondo dell'architettura, come Algarotti, come vedete lo stesso Piranesi, che hanno anch'essi una conoscenza diretta dell'insegnamento palladiano, anche se non lo utilizzano direttamente. E poi c'è un personaggio singolare che è Francesco Milizia. Francesco Milizia è l'autore dell'ultimo trattato. Nella storia dei trattati, Francesco Milizia col suo trattato che esce per la prima volta nel 1774, mi pare, è l'ultimo. È una strana biografia, anche lui è un autodidatta, viene dal sud, viene dalla Puglia, ha soprattutto svolto un'attività di aio, cioè di educatore di giovani rampolli di buona famiglia, ma è stato a Parigi e ha conosciuto gli enciclopedisti, ha conosciuto bene l'enciclopedia francese e questo sforzo dell'enciclopedia francese di spiegare tutto in termini scientifici, anche gli aspetti costruttivi. Ci sono tavole e tavole dell'enciclopedia francese dove si cerca di dare una definizione non soltanto dei materiali ma delle tecniche per ricavare materiali indiretti, commistioni come le calci, gli inerti, e ci sono anche tavole sui sistemi costruttivi. Ecco, esattamente, vedete, queste sono tavole del trattato di Milizia che sembrano prese direttamente dall'enciclopedia francese, c'è anche la stessa tecnica espressiva. Anche qui si arriva a ribadire la superiorità di Palladio su tutto il resto. Palladio viene oramai letto come il capitolo conclusivo e più riuscito di una lunga serie di architetti intellettuali che vivevano tra l'architettura pratica, ovvero il progetto, e il disegno del trattato. Di questa continuità tra l'ultimo quarto, l'ultima parte del Settecento, ancora ai tempi della Serenissima, e il periodo successivo è lo stesso Teatro La Fenice che sta di fronte a noi. Il Teatro La Fenice mi permette anche di introdurre l'architetto di cui parleremo più a lungo, Gian Antonio Selva, il quale nasce nel 1750, ha una formazione molto lunga e complessa, molto più di suoi colleghi o di suoi precedenti, però non studia all'Accademia di Belle Arti. Questo è abbastanza interessante. L'Accademia di Belle Arti di Venezia è fondata nello stesso anno in cui lui è nato, 1750, ha una sezione di architettura, ma soprattutto si insegna agli allievi a disegnare sfondi architettonici. Sono pittori che disegnano architetture, quindi questo non interessa a Selva, che ha come primo allievo, come primo maestro, scusate, Temanza. Temanza è il maestro di Selva. Selva viaggia, non va solo a Roma, come è giusto che un bravo architetto vada per misurare e conoscere i monumenti degli antichi, ma va anche a Parigi, Londra e a Vienna. È la prima volta che un architetto, per la sua formazione, si reca in quelle che sono considerate le capitali d'Europa. E resta soprattutto colpito da Londra, non a caso, poi vedremo il perché. Sorprendentemente Selva vince, il giovane Selva nel 1788 vince il concorso per il Teatro La Fenice e lo realizza nel giro di un anno e mezzo. Tra la fine del 1789 e il 1790 il teatro è inaugurato. Ma il teatro, come voi sapete, brucia
l'incendio che tutti noi dolorosamente ci ricordiamo non è che il secondo di una travagliata storia che lo vede distrutto quasi completamente nel 1834. Lo stesso Selva, a modo di ricostruirlo, aggiunge ben poco il com'era e dov'era di Cacciari, che allora ci sembrò un gesto estremamente coraggioso, e tra parentesi per fortuna che disse così. Vi immaginate se avessimo dovuto decidere se ricostruirlo nello stesso posto, in quale stile, se avessimo fatto un concorso di idee, saremmo ancora in attesa della realizzazione. Tutti oramai abbiamo digerito il fatto che il teatro che abbiamo di fronte a noi è un teatro praticamente nuovo, che nulla ha a che vedere con il vecchio teatro. Allora risultò assolutamente naturale, spontaneo, non ci fu da discutere sul fatto di ricostruire il teatro esattamente come era prima. Ma questo perché? Perché i veneziani erano più docili, meno polemici? No, semplicemente perché c'è una continuità di gusto, di stile, che rende la riproposizione assolutamente tollerabile. Ma non voglio parlare tanto del teatro La Fenice, queste sono le poche tavole che abbiamo di Selva dedicate al teatro La Fenice, c'è un piccolo ampliamento dell'area come unica modifica, ma è la ripresa dei temi palladiani. Selva, che ho detto nasce nel 1650 e muore nel 1821, è un personaggio chiave della fase napoleonica. Una fase napoleonica che dovrebbe segnare una grande rottura e per molti aspetti segna una grande rottura nella vita politica e amministrativa di Venezia. Chi ha qualche pratica di archivio, chi è andato all'archivio di Stato e ha seguito una pratica che comincia nel periodo della Serenissima e continua nel periodo francese, vede un salto epocale. Cioè la pratica che comincia in forma di supplica a Sua Eccellenza l'amministratore e poi continua con protocollo numero 221, oggetto, richiesta di... Cioè, si vede il passaggio da forme legate all'età moderna allo Stato contemporaneo, molto chiaramente. E in più i napoleonici, come dire, segnano drammaticamente il passaggio tra il mondo dell'ancien régime, dell'antico regime e il mondo nuovo. Basti pensare alle nuove commessa, il nuovo tipo di committenza. Intanto c'è il municipio. Il municipio prima non esisteva, il municipio era stato ridotto a un senato di famiglie nobili, nel caso di Venezia, poi sappiamo tutti che c'erano delle forme assolutamente autonome e diverse dal resto del mondo, ma nelle altre città c'era un senato della città che qualche volta si chiamava municipio, qualche altra volta si chiamava senato cittadino, ma che aveva ben pochi poteri e soprattutto ben pochi finanziamenti. I napoleonici, già dalla prima occupazione, che infatti si chiama il periodo delle municipalità, fondano il municipio di Venezia come un nuovo soggetto importante, un committente che interviene in campi in parte nuovi. Pensate a temi come l'istruzione, come la sanità, dove prima c'era una sorta di, non solo di predominio, ma direi di assoluto monopolio da parte degli enti religiosi che gestivano sia l'istruzione, sia l'assistenza sanitaria, sia l'assistenza ai poveri. Questi progressivamente, anzi direi bruscamente, passano nelle mani della municipalità. E Selva si troverà nel secondo periodo napoleonico, cioè dal 1806, ad essere l'architetto municipale, cioè l'architetto che deve tradurre in realtà una serie di bisogni nuovi, di commesse nuove che vengono dal municipio, del tipo di quelle che vi ho detto prima. In più ci sono temi nuovi che non necessariamente dipendono dal comune, dalla municipalità, ma che Selva si trova ugualmente a risolvere. Il museo, ad esempio, no? L'idea che la collezione, l'idea di una collezione che fino a quel momento è stato privilegio di alcuni nobili collezionisti, di alcuni nobili particolarmente ispirati e particolarmente vicini all'arte, diventa patrimonio collettivo, diventa un luogo di uso collettivo. Nel caso italiano questa serie di attrezzature, che in francese prendono il nome di bâtiment civil per distinguerli dai bâtiment militaire, ed è per questa ragione che il nostro ospedale si chiama ospedale civile, per distinguerlo da quello militare. Alcuni pensano che il civile venga dalla municipalità, no, è l'ospedale per tutti, non soltanto per i militari.
Vi dicevo, nel caso di Venezia, ma un po' di tutta l'Italia, si tratta in molti casi, anzi quasi sempre, di fare le nozze con i fichi secchi, se mi permettete l'espressione, cioè non tanto di costruire edifici nuovi, ma di utilizzare vecchi conventi soppressi. E i napoleonici sono andati giù con la mano dura nel sopprimere conventi e trasformarli in possibili luoghi per bâtiment civil, per attrezzature collettive. Anzi, direi che Venezia è un caso particolare, particolarmente interessante. Se badate bene, ancora oggi tutte le attrezzature civili, le principali attrezzature civili, sono collocate in ex conventi. In alcuni vediamo ancora benissimo la traccia dell'ex convento, pensate al liceo Foscarini, liceo nazionale fondato dai napoleonici, in cui si vede benissimo il carattere dell'ex convento di Santa Caterina. Pensiamo all'Intendenza di Finanza che sta nell'ex convento di Santo Stefano. Pensiamo all'Accademia, dove invece il convento della Carità si coglie un po' meno, se non nella forma quadrata. Pensiamo all'ospedale civile. Insomma, ancora oggi tutta l'attrezzatura in termini di servizi collettivi di Venezia è fondata su conventi espropriati dai napoleonici. Napoleonici che intervengono soprattutto nel periodo 1806-1813. Pensate, soltanto 7 anni in cui Venezia cambia radicalmente, cambia soprattutto alla base, nelle fondamenta. Bene, e ci troviamo, tutto questo viene messo nelle mani di un architetto palladiano, di un architetto che crede ancora profondamente nella modernità, nell'applicabilità di Palladio. Infatti, come già vediamo da queste tavole, non a caso vi mostro Villa Pisani a Montagnana, perché sarà uno degli edifici più disegnati e più riproposti da Selva, che nel frattempo diventa anche docente di architettura alla nuova Accademia di Belle Arti dal 1806, e possiamo dire che sia la vera prima cattedra di architettura. Qui non si insegna agli studenti a dipingere edifici da mettere nei fondali dei quadri, si insegna realmente a fare i conti con l'edilizia, con gli elementi costruttivi. Vi dicevo, il metodo palladiano si basa su un rigido asse di simmetria, che qui potete ben individuare nel mezzo, nella parte centrale, e su una serie di blocchetti predefiniti che vengono aggregati e assemblati a seconda dei bisogni. Circa una ventina di anni fa al Centro Palladio di Vicenza fu organizzata una grande mostra su Palladio, ne fanno tante, ma quella fu particolarmente grande, talmente grande che c'era anche una parte dedicata ai bambini. Nell'ultima sala c'era un gioco delle costruzioni di cubetti, di elementi che andavano composti secondo una rete molto rigida. Bene, secondo me quella parte dedicata ai bambini era quella dove il metodo palladiano veniva fuori con maggiore chiarezza. E questo spiega anche il successo del metodo palladiano, la sua duttilità, la capacità di prestarsi a bisogni e a funzioni nuove come quelle che appaiono all'orizzonte di una Venezia non più serenissima, ma soggetta al dominio prima francese, poi austriaco. Ancora una volta Ottavio Bertotti Scamozzi è citato da Selva come la sua fonte principale per conoscere e utilizzare il metodo palladiano. Questi sono disegni di Bertotti Scamozzi, che usa questa tecnica, è molto ben riconoscibile, questa china diluita in vari modi. E vi dicevo di Selva non abbiamo nulla, non c'è un quadro, non c'è un disegno, un dipinto che lo ritragga, se non questo medaglione che troviamo al Correr. Ecco, vedete, questa è Villa Pisani a Montagnana ridisegnata da Selva per gli studenti. Agli studenti su cosa si basa il corso di Selva inizialmente? Sul ridisegno di edifici palladiani. Gli edifici palladiani che poi saranno tutti raccolti in un grande volume, anzi in più volumi, di cui parleremo alla fine, che si chiama I più illustri edifici di Venezia. Vedete dove sempre si mostra con chiarezza questo elemento, questo sistema di assemblaggio. E affronta persino il tema della chiesa. Ecco, mostro questo disegno, uno dei rarissimi esempi di progetti in campo religioso, perché è uno dei dati che caratterizzano il passaggio dalla fine della Serenissima
ai vari domini, e quindi il passaggio dall'antico regime all'età contemporanea, è l'eclissi, la caduta del tema religioso come tema di grande centralità architettonica. Diciamo che fino al Settecento tutti i grandi architetti, per essere tali, dovevano avere progettato almeno una volta nella vita un edificio religioso. Non sarà più così, anzi diventa un tema secondario, un tema dove spesso troviamo l'architetto incerto, imbarazzato, se riproporre modelli consueti, modelli collaudati o cimentarsi con il nuovo. Questa è una specie di Palazzo Chiericati ristretto, anche Palazzo Chiericati di Vicenza è un elemento ricorrente, ma vi mostro Palazzo Chiericati perché in questa complessità di temi e di soggetti, cioè l'idea di dover dare un volto architettonico a temi nuovi, l'ospedale civile, la scuola pubblica e via dicendo, si ricorrerà a una specie di palladianesimo semplificato, cioè si usa come, scusate se ritorno a questo, come nella villa di Rossella O'Hara, ha un timpano centrale sostenuto da colonne, il timpano è quell'elemento triangolare che vedete in cima, il quale può essere sovrapposto su superfici di diversa natura, purché rigorosamente simmetriche. Questo è l'unico. Ecco, invece Palazzo Chiericati nella sua estensione, ma non tanto, anche qui un po' accorciato, ridisegnato da Selva. I disegni di Selva si riconoscono per la qualità anche nel dettaglio, dopo essere stati messi sotto chiave per anni, sono diventati disponibili recentemente, e si voleva fare una mostra nel 2021 per il centenario della morte, ma questo poi non fu possibile per il Covid, per tutta una serie di altri fattori. Le sezioni sono particolarmente preziose e interessanti. Ma ecco l'arrivo di Napoleone. Napoleone amava molto Venezia anche perché non ricambiato, perché i veneziani, soprattutto un certo tipo di classe dirigente, non ha amato Napoleone. Voglio citarvi un episodio che alcuni di voi conoscono, altri no, ma vale la pena di raccontare. Il comitato francese, tra i vari comitati che vegliano sulla salute di Venezia, salute architettonica conservativa di Venezia, il comitato francese scoprì in un giardino del Texas, di un petroliere texano, la statua di Napoleone che doveva essere collocata in piazza San Marco. Ingenuamente pensarono di fare un regalo alla città, ma gliene incolse. La città reagì, ci fu una specie di ruggito generale: ma come, colui che ha affossato la Repubblica? Noi dovremmo avere una statua del criminale Napoleone che ha ucciso la Serenissima. Attualmente la statua è in una specie di scantinato del Correr, protetta da un vetro infrangibile, lo so perché in attesa, nella preparazione di questa mostra su Selva, volevamo ricostruire il piedistallo e la statua su cui era stato collocato, avrebbe dovuto essere collocata in piazza San Marco, e volevamo anche usare un drone che poteva girare attorno alla statua, ma non era possibile perché il vetro è infrangibile, quindi oramai è murata, sta lì a riprova di uno scarso amore della città per Napoleone. Al contrario, Napoleone amò molto Venezia, forse era il Napoleone repubblicano, Venezia era l'unica repubblica, e oramai aveva l'ermelino dell'imperatore, ma non aveva dimenticato le sue origini repubblicane. E ad esempio Napoleone visita Venezia e non va a Roma, non è una cosa di poco conto. A Venezia si ferma una decina di giorni, si installa a Villa Pisani, questa enorme villa che i pisani, nella loro megalomania, hanno voluto costruire imitando Versailles. Un Pisani fu ambasciatore a Parigi, vide Versailles in costruzione e volle riprodurre una specie di mini Versailles familiare sulle rive del canale del Brenta, con un enorme parco. Quindi Napoleone la elesse immediatamente a sua residenza. Napoleone stava a Villa Pisani e ogni tanto, con una specie di gondolone, si recava a Venezia, ma più spesso andavano coloro che dovevano conferire con lui, e lo stesso Selva, andavano a Villa Pisani. Anzi, qui c'è un passaggio molto interessante per il futuro di Venezia, che è il momento in cui, prima di tutto lasciatemi dire che Napoleone, quando arriva a Venezia da Villa Pisani, ovviamente ci arriva non dalla parte del mare, dal quale erano arrivate la gran parte, anzi quasi tutti i sovrani in visita a Venezia.
arriva dalla terraferma, arriva dal Canal Grande, quindi forse una specie di previsione futura di una città che ribalterà, diciamo, il suo fronte sempre di più verso la terraferma. E vengono costruiti questi due archi trionfali, uno sorge più o meno di fronte all'attuale stazione ferroviaria e l'altro di fianco a Ca' Foscari, all'imbocco del Rio Novo, di quello che sarà Rio Novo. Tutti e due sono progettati da Selva con l'ausilio di tutta una serie di scultori, artisti a vario titolo che insegnano all'Accademia, quegli stessi che di lì a poco saranno allontanati. È una specie di giubilazione di una classe di insegnanti all'Accademia di Belle Arti di cui Selva, Canova e Cicognare, di cui parlerò tra poco, volevano liberarsi perché rappresentavano il passato. Ecco, ma questa mappa, secondo Gian Domenico Romanelli, che è forse il più autorevole studioso di Venezia ottocentesca, è quella con cui Selva va a trovare Napoleone a Villa Pisani. Perché va a trovare Napoleone? Napoleone gli chiede di arrivare con una mappa in cui sono segnate le chiese, le proprietà religiose, e Napoleone la prende come una specie di inizio, come tavola 1, di un processo che porterà alla laicizzazione, alla trasformazione di queste proprietà religiose in edifici pubblici. Quindi Napoleone ha avuto una parte importante, ha deciso lui stesso la localizzazione di una serie di attrezzature che avranno un peso molto importante. Alcuni temi vengono lasciati aperti, ad esempio l'Accademia di Belle Arti, che Venezia non può avere nella sede, aspettate, poi torno indietro, vabbè, dopo parliamo dell'Accademia di Belle Arti. Quindi questa che vediamo qua, che è la pianta dei fratelli Combatti, pubblicata una prima volta nel 1844 e poi varie volte ripubblicata, vedete che c'è la ferrovia per la prima volta, ma non c'è ancora la stazione, c'è il ponte ferroviario, che vuol dire che non è la prima edizione. Ma quello che mi interessa sottolineare è l'enorme leggenda che c'è in fondo, dove accanto all'indicazione dei monumenti principali di Venezia ci sono tutte le nuove attrezzature pubbliche. Quindi possiamo prendere la pianta del Combatti e la sua ricchissima leggenda divisa in scuole, stabilimenti pubblici e uffici pubblici, come, se volete, il risultato di un processo che è cominciato dall'incontro tra Selva e Napoleone a Villa Pisani, cioè trasformazione di ex edifici religiosi, proprietà religiosa, in bâtiment civil, come li chiamano i francesi. Uno dei pochi segni tangibili della presenza di Napoleone, dei napoleonici tra il 1806 e il 1813 è la costruzione del cosiddetto Palazzo Reale, che in realtà è un adattamento, anche doloroso, delle procuratie nuove. Procuratie nuove che, vedete, però dispongono di un nuovo giardino. Lì esisteva una serie di fondaci della Serenissima che vengono abbattuti per lasciare il posto al giardino, e su quello doveva prospettare il nuovo fronte del Palazzo Reale. In realtà in questo caso non è Selva che se ne occupa, è un architetto che si chiama Antolini, Giovanni Antonio, sono tutti Giovanni Antonio Antolini, il quale non ha niente a che fare con Venezia, è romagnolo e opera a Milano, ma in realtà ci sono due tipi di architetti che operano a Venezia. C'è l'architetto municipale, come Selva, che soprattutto interpreta il volere della municipalità, e ci sono gli architetti camerali. L'architetto camerale è quello che dipende direttamente dal re o dall'imperatore o dal viceré. Doveva essere canonica è impegnatissimo a Milano, quindi dà il compito a un suo aiutante che si chiama Antolini di realizzare il Palazzo Reale. Qualcuno ha scritto che Selva non si è occupato del Palazzo Reale perché era troppo occupato. No, non era troppo occupato, non era di sua competenza, era di competenza di Canonica o del suo aiutante Antolini, come avviene del resto a Villa Pisani. A Villa Pisani quel poco di adattamento che viene fatto a residenza napoleonica è compiuto appunto dallo stesso Antolini. Qui vediamo lo scalone che noi ben conosciamo, collocato tra le due ali delle procuratie, che è l'unico intervento di rilievo. Antolini a Milano tra l'altro aveva disegnato il piano
cosiddetto Foro Bonaparte, che resterà solo nel nome, una specie di grandioso centro direzionale a maggior gloria di Napoleone, con il castello ricostruito al centro. Ecco, questi sono i disegni in alto il progetto dello stesso Antolini, in basso la riproduzione di quadri, che ha ridisegnato negli anni 30 e l'Ottocento tutti i maggiori edifici veneziani, a cominciare dal Canal Grande. Vedete, il progetto proponeva la sopraelevazione delle procuratie nuove e soprattutto sul fronte acqueo la costruzione di 2 facciate fondamentali e una facciata secondaria sullo sfondo. Quindi da questa parte, dalla parte del bacino marciano, si presentava come una specie di edificio a C. Nulla di tutto questo sarà fatto. Ecco, questo è il progetto visto in pianta. Come vedete era un edificio complesso che comprendeva anche spazi pubblici, spazi non semplicemente sequenze di ambienti chiusi. Ecco, purtroppo poi il risultato è stata la demolizione della chiesa di San Gemignano, opera illustre dell'architetto Sansovino. Più o meno al posto della chiesa è stata costruita la scala che conduce a quelli che oggi sono gli appartamenti del Correr, o come vengono chiamati adesso gli appartamenti di Sissi, visto che Sissi è di gran moda per attrarre qualche giovinetta innamorata della biografia di Sissi, viene chiamato così perché poi quando, ne parleremo la volta prossima, quando Francesco Giuseppe e la consorte arrivarono a Venezia nel 1856, furono fatti alcuni adattamenti degli appartamenti che erano stati pensati per Napoleone. È più o meno l'area dove oggi si colloca il Museo Correr. E nel frattempo, vedete, le procuratie nuove vengono prolungate, il motivo scamoziano delle procuratie nuove viene prolungato fino alle procuratie vecchie. Questo era un altro progetto possibile, vedete, sempre nell'ipotesi di demolire San Gemignano, dell'architetto Pinali. E come veniamo all'Accademia, ho lasciato cadere il discorso, ho lasciato perdere, lo voglio riprendere. L'Accademia di Venezia, che diventerà una delle più importanti d'Italia, e non solo d'Italia forse, deve questo alla presenza di personaggi di grande spessore, a cominciare da Leopoldo Cicognara, un letterato amante dell'arte che veniva da Ferrara, che viene nominato da Napoleone direttore e presidente dell'Accademia. La sua forza sarà tale che resisterà anche al passaggio dalla Francia all'Austria nel 1814, il quale è assolutamente convinto di compiere un rinnovamento radicale, rinnova quasi radicalmente il corpo insegnanti e appunto dà a Selva lo spazio che merita, cioè di essere il docente di architettura. I francesi all'inizio erano un po' incerti perché Selva era stato docente anche durante il periodo austriaco e anzi insieme a Canova aveva pensato un progetto di radicale riforma dell'Accademia, quello stesso che poi sarà applicato a Cicognara. Ma mentre Canova era un uomo per tutte le stagioni, non c'era pericolo che fosse giudicato male perché era stato amico dei francesi, poi degli austriaci e poi ancora degli austriaci, invece nel caso di Canova è stata solo la buona parola di Canova a riammetterlo. Ecco, la sede dell'Accademia del 1650 era il Fondachetto delle Farine, che sta a Vallaresso, adesso vedete meglio qui, più o meno corrisponde a questo edificio che si colloca non lontano dalla fermata e dal ponte che conduce sulla riva, e invece si scelgono due postazioni importanti. Uno è il convento di Santa Caterina, la prima scelta, dove poi invece andrà il Convitto Nazionale, Liceo Convitto Nazionale, ora Liceo Foscarini, e l'altro che poi prevale è il sito la scelta che poi prevale è sul sito della scuola e della chiesa della Carità. Era una chiesa particolarissima, vedete qui in un dipinto di Canaletto, con queste 3 cuspidi, era l'Accademia di Belle Arti. Qui lo vediamo nel catasto napoleonico,
manca ancora come dire, la costruzione di fondo che sarà dedicata a museo essenzialmente fin dall'inizio, e qui vedete che ancora non sono state demolite alcune parti interne. Questo è il rilievo. Quando si insedia l'Accademia nel 1906, la prima operazione che fa fare Selva è il rilievo del tablino, cioè di quella parte del cortile, di quella facciata che è attribuita a Palladio. Ancora una volta è un atto di devozione verso il suo maestro ideale. Canova è una specie di eminenza grigia rispetto all'Accademia, alla nuova Accademia. Forse alcuni di voi si annoieranno perché ne ho già parlato sia nel ciclo di storia dell'arte sia nel ciclo canoviano. Canova resta un po' alla finestra, però molto influente, perché come è stato messo bene in rilievo dai convegni, dalle celebrazioni recenti, c'è un Canova grande scultore, grande artista, ma c'è un Canova anche grande politico, con una grande capacità di condizionare scelte importanti. Inizialmente, ed è curioso questo fatto, nell'organigramma dell'Accademia di Belle Arti non c'è una scuola di scultura. Io credevo a prima vista che fosse una dimenticanza, poi ci sarà, ma ho un sospetto che, qui vediamo il plastico dell'Accademia di Belle Arti completato dall'edificio che vedete in fondo, che non vedevamo nella pianta di prima, quello che realizza Lazzari, un docente di architettura che segue che viene dopo Selva. Vi dicevo, comprende la ex chiesa, la scuola che farà da ingresso al museo e il complesso conventuale. Ecco, quasi contemporaneamente all'avvio dell'Accademia di Belle Arti e dei suoi programmi didattici, Selva progetta la casa studio di Canova. La casa studio di Canova che doveva sorgere tra le Zattere, vedete in basso Gran Canale della Giudecca, e il Rio di Ognissanti alle spalle, cioè quasi in continuità fisica con l'Accademia. C'è poco che separi i due complessi. A me veniva il sospetto, e visto che qua ci sono spazi non soltanto dedicati alla residenza o allo studio di Canova, ma anche qualcosa di più, che Canova pensasse a una scuola di scultura da realizzarsi direttamente nella sua residenza studio. Qui vediamo prospetti, anche qua sono moduli palladiani adattati ed applicati a un tema specifico. Ma veniamo a un altro grande edificio pubblico trasformato, che nasce dalla trasformazione di un complesso religioso in bâtiment civil, l'Archivio di Stato. L'Archivio di Stato, che nasce sulle ceneri del convento francescano dei Frari, è uno dei più grandi archivi, credo, non soltanto per ciò che contiene, ma anche in estensione d'Italia e forse d'Europa, dove viene appiccicata una facciata, vedete, quella che doveva contenere l'ingresso, questa qua, no? Viene messa quasi incollata sulla Preesistenza, lo vediamo qua in un disegno dell'età austriaca, una delle prime fotografie di Venezia dove compaiono le figure umane, e vedete questo era l'ingresso, e qui vediamo un sistema che si inventa Selva e che verrà largamente applicato a Venezia e non soltanto a Venezia. Cioè sulla Preesistenza si applica un frontone triangolare, possono esserci colonne vere e proprie o paraste, cioè mezze colonne o simil colonne, a fissare il luogo della centralità. Seguono poi delle ali simmetriche. È il sistema che aveva visto applicato in un altro edificio che diventa passa dalle mani dei religiosi alla mano pubblica, l'ospedale civile. Questo era l'albergo dei mendicanti, dove Scamozzi aveva realizzato questo ingresso della chiesa, che da Selva, questo è un rilievo fatto da lui, viene assunto appunto con lo stesso criterio, con la stessa logica che egli ha adottato in altri casi e che adotterà ancora in altri progetti. Qua vediamo l'edificio che doveva accompagnare la passeggiata ai Giardini di Castello, no? L'unico grande progetto di Selva che viene realizzato è la passeggiata di Castello. L'idea era di avere una passeggiata di tipo continuo
dalla riva degli Schiavoni fino a Castello, fino a concludersi con un nuovo giardino. Uno degli aspetti che Napoleone rimarca di più di Venezia è che Venezia non ha un parco, non ha giardini. Anzi, non vi ho detto che da questo dialogo tra Napoleone e Selva, che peraltro è stato riprodotto e pubblicato, è molto interessante, verrebbe una bella pièce teatrale, comincia, se volete, il processo di omologazione di Venezia. Omologazione è una brutta parola per dire che si vuole far sì che Venezia diventi una città come le altre, pur scontando le sue caratteristiche, il fatto che sia una città d'acqua, che abbia i canali e non le strade. Però Napoleone vuole che Venezia diventi una città a tutti gli effetti con caratteristiche comparabili a quelle di altre grandi città. Venezia ovviamente era considerata una grande città allora. E infatti questo si riverbera non soltanto nella nascita di attrezzature pubbliche che sono comuni a tutte le città propriamente dette, giardini, scuole, ospedali, eccetera, eccetera, ma anche nella viabilità. Con i napoleonici comincia questo processo di interramento dei canali e di costruzione di ponti per far sì che Venezia diventi una città interamente percorribile a piedi. Guardate che prima del periodo napoleonico, prima dell'Ottocento, naturalmente sarà un processo lungo, sarà applicato nel tempo, i napoleonici semplicemente lo innescano, ma prima di allora per attraversare Venezia bisognava pigliare molte volte una gondola a traghetto, quella che noi vediamo a San Tomà e a Santa Fosca, Santa Sofia, no, sì, quella di Rialto, insomma, che sono le uniche due rimanenti. In realtà sono il residuo di un sistema molto complesso di gondole che collegavano le tante isole di Venezia. Venezia era una città polinucleare, una città arcipelago come era stata definita. Da quel momento in poi diventerà una città simile alle altre dal punto di vista della mobilità. E lo vediamo dalla toponomastica, il termine Rio Terrà sta a indicare un processo di interramento che è stato iniziato ai napoleonici e continuato poi fino all'unità d'Italia, anche dopo. La costruzione di ponti, Venezia aveva pochissimi ponti, 3 addirittura, prima che si cominciassero a costruire ponti anche prefabbricati in ferro. Ecco, vedete questo edificio che doveva accompagnare la passeggiata che portava alla punta estrema di Castello, doveva essere accompagnato da questo edificio che riproduceva questo sistema palladiano semplificato, chiamiamolo così, dove abbiamo al centro una parte notevolmente enfatizzata sul piano architettonico e le due ali simmetriche invece molto meno sottolineate. Anche quando si tratta della cancellata, Selva adotta un sistema simile. Ecco, forse qua ci capiamo meglio, vedete quella che vedete a sinistra corrisponde a Via Garibaldi, anche l'interramento è come oggi, no? A un certo momento si ferma l'interramento e poi continua il canale, poi si piega a 90 gradi, questo è il primo tratto del progetto palladiano, qui oggi c'è una serra, qui colloca un arco disegnato da lui stesso per segnare, per come dire, ammorbidire questo flesso improvviso, per poi prendere la passeggiata centrale che portava alla parte più alta, qui c'era una collinetta dove sorgeva un tempietto periptero, cioè ci si poteva girare attorno. Questo è il luogo dove oggi sorgono i 3 padiglioni della Biennale, Germania, Gran Bretagna e Francia. Si è persa ovviamente questa idea di finis urbis, questo deve essere il punto estremo della città. Ecco, vedete, questo è un altro disegno di Selva con i giardini di Castello. Anche qua vengono attuate dolorose mutilazioni, dolorose demolizioni per realizzare questo progetto. Tutti i disegni di Selva, tutti presenti nell'archivio del Correr, e vedete a destra il tempietto periptero, che ora non c'è più, che concludeva questa promenade diretta verso il mare. Selva disegna tanti progetti che non vengono realizzati, uno è il cimitero di San Michele, questo è il primo progetto, vedete anche in questo caso una rigorosa simmetria con un elemento al centro di particolare peso, qui vediamo dei prospetti. Solo una cosa viene salvata del progetto di Selva, che era quello di avere
tutte le tombe lungo il perimetro. Se voi andate nel cimitero di San Michele, che tra l'altro è un edificio di particolare interesse secondo me, non solo ambientale ma anche architettonico, nelle parti più antiche non ci sono tombe di famiglia piazzate nelle parti libere, ciò che rende spesso non gradevole la visione di un cimitero, ma sono tutte allocate nel muro perimetrale. Questa idea era di Selva. E poi c'era il progetto, abbiamo solo questa tavola, del campo di Marte alla Giudecca. Era l'estremità dove più o meno adesso c'è l'hotel Cipriani, la parte che prospetta l'isola di San Giorgio. Il ponte della Veneta Marina, anche questo è un disegno di Selva, una realizzazione di Selva, una delle poche, lungo quest'asse che dalla riva degli Schiavoni doveva condurre ai giardini di Castello. Ma poi soprattutto si diletta in proprio, e solo in parte per incarichi specifici, a disegnare teatri. Il teatro resta il pallino, resta nel cuore di Selva, che disegna questo modello di teatro ideale, sempre credo nell'ambito dell'Accademia. Qui vediamo il fianco, qui vediamo la sezione, ma ha anche una commessa ad Adria, il primo teatro comunale, che adesso è riconoscibile, è stato ampliato e si coglie qualcosa dalla parte centrale, viene realizzato da Selva, ovviamente in una scala molto più modesta rispetto a quello che aveva avuto modo di fare nel teatro La Fenice di Venezia. Tra l'altro ho scoperto che Adria è una città che ha un numero di teatri assolutamente encomiabile, straordinario rispetto. Ecco, vedete, molto ben studiata anche nella parte distributiva, come in fondo anche la Fenice. Anzi, qua secondo me riesce a ovviare a uno dei difetti che ha il teatro La Fenice, cioè la modesta dimensione degli spazi collettivi, del foyer, dell'ingresso. Qui invece si abbonda, e sarà questa una tendenza che nel corso dell'Ottocento diventerà sempre più marcata. Se guardate all'Opéra di Parigi, costruita tra gli anni 50 e gli anni 60 dell'Ottocento, l'Opéra di Parigi, che passa per essere il modello, il più grande teatro del mondo fino allora conosciuto, ha in realtà una sala per lo spettacolo di dimensioni non molto diverse da quelle della Scala, ma ha enormi spazi dedicati agli incontri, un foyer enorme, al punto tale che alcuni storici hanno visto nell'Opéra di Parigi la nuova cattedrale, una specie di cattedrale laica, dove la borghesia si incontra in occasione degli spettacoli. Ecco, vedete la sezione del teatro di Adria, vedete anche qui la qualità del disegno di Selva, lasciatemelo dire, scusate se sono un po' ripetitivo, senza l'uso del colore. Sono diversi modi di diluire la china. Era una tecnica allora molto usata dai migliori disegnatori e architetti. Ecco, poi verso la fine, quando si avvicina alla fine della sua carriera, insieme allo stesso Cicognara, Diedo, che sarà mi accorgo di non aver mai parlato col microfono, ma mi avete sentito? In fondo avete avuto modo di sentirmi? Vabbè, mi fa piacere. Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia, che viene pubblicato in varie riprese dopo il 1815, che riproduce sia rilievi fatti dallo stesso Selva, sia soprattutto disegni realizzati dagli studenti, dagli allievi. È una specie in realtà di raccolta del materiale didattico, prendiamolo in questo modo, dove sono messi insieme monumenti esistenti ed edifici progettati dallo stesso Selva o pensati, immaginati. Vedete la Chiesa dei Miracoli, questa è la Chiesa San Zaccaria, vedete, si ferma ovviamente, anzi comincia quando comincia il modo di costruire alla maniera degli antichi, che a Venezia ha un inizio tormentato, Codussi, tutta una serie di altri artefici e non architetti che per lo più giungono dalla Lombardia, perché in realtà erano tagliapietre e muratori. In qualche modo Selva li accetta nell'Empireo
dell'architettura con la maiuscola. Questo è il disegno per uno dei tanti progetti che dovevano fare da base, da sostegno alla statua di Napoleone, quella bianca statua di cui vi ho parlato prima e che adesso sta in uno scantinato del Corriere. C'erano 3 ipotesi diverse: uno era un recinto con un piedistallo, un altro era una scalinata, e volevamo in 3D riprodurre alla mostra, quella mostra che non si è fatta, questi 3 progetti. Siamo veramente alla fine ed è singolare che i progetti più vicini al potere, quelli che più sono encomiastici nei confronti di Napoleone e della sua opera, vengono disegnati quando oramai la flotta britannica è vicina alla laguna e si sentono già i colpi di cannone, cioè siamo tra il 1813 e il 1814, esattamente alla fine del settennio napoleonico. E anche il famoso monumento al Moncenisio era una specie di grande cenotafio per i caduti napoleonici, che doveva segnare la grande amicizia tra Italia e Francia. In realtà è vero, l'Italia è stato un paese che ha accolto Napoleone a braccia aperte. Se voi fate un confronto con la Spagna, in Spagna c'è stata una tremenda guerra civile, gli spagnoli non hanno mai accettato il dominio napoleonico. Il famoso quadro di Goya sulla fucilazione è relativo a partigiani che avevano combattuto l'esercito napoleonico. In Italia non c'è stato niente di simile, anzi Napoleone è entrato quasi sempre come un liberatore. Ecco, il monumento al caduto, il monumento una volta è chiamato all'amicizia franco-italiana, una volta a Napoleone Bonaparte, una volta ai caduti francesi e italiani, segna veramente la fine del periodo napoleonico. Molti ci hanno visto giustamente l'archetipo di una rappresentazione massonica non solo dell'architettura ma dell'universo. Ecco, la storia della massoneria non è ancora stata scritta, credo che quando finalmente sarà scritta cominceremo a capire molte cose, molte relazioni che oggi non comprendiamo del tutto. Ecco, lo disegna ovviamente in tutti i modi possibili, in pianta, in spaccato, come si diceva allora per chiamare le sezioni. Ecco, io concludo con questa immagine che secondo me è rivelatrice. È un pittore americano, siamo verso il 1835, non mi ricordo il nome del pittore, sta nel museo di Boston, si chiama semplicemente The Architect. L'architetto è quello che vedete adagiato sulla sommità di quel capitello, ma qua ci sono 2 mondi in netto contrasto. Da una parte c'è il mondo solare, l'architettura alla maniera degli antichi, quella stessa a cui ha creduto Gian Antonio Selva fino all'ultimo, e dall'altra parte, segnata dall'ombra, in modo oscuro e un po' minaccioso, vediamo apparire qualcosa di diverso. Cos'è questo qualcosa di diverso? È una sensibilità che sta radicalmente cambiando, è la sensibilità romantica, è la sensibilità che rifiuta del tutto l'architettura greco-romana che ha fino a quel momento costituito l'asse principale e da cui nasceranno suggestioni completamente nuove. Ma per arrivare a questo dovremo aspettare la metà dell'Ottocento, una metà dell'Ottocento anche veicolata dalla ricerca di identità nazionali, le guerre di autodeterminazione nazionale, come noi chiamiamo il Risorgimento, e via dicendo, daranno un colpo mortale a questa fiducia cieca nella riproposizione dell'architettura alla maniera degli antichi, così come è stato fatto fino a questo momento. Entreranno in gioco molti altri fattori e vedremo che dopo il 1850, 1860 non è facile stabilire una data precisa, l'architettura cambierà radicalmente di registro. Bene, ho finito, vi ringrazio per l'attenzione che è stata vera, io ho esperienza di docente e capisco quando le persone sono attente e quando non sono attente, e vi chiedo se...
Se ci sono domande, commenti, opposizioni, dissensi, vi ho ammutoliti, mi spiace. Va bene, allora ecco, faccio un po' di propaganda per me stesso. Tra 2 giorni, mercoledì, in quest'aula presentano un mio libro che si chiama La città degli igienisti, che non c'entra niente con quello che vi ho detto, né con quello. La città degli igienisti, ovvero l'avvento a partire dagli anni 80 e l'Ottocento di questo nuovo modo di guardare ai temi non soltanto della salute pubblica, ma anche dello spazio. Questo nasce dal microscopio, dalle scoperte di Koch, di Pasteur, un mondo completamente nuovo. Ci saranno Telmo Pievani e ci saranno altri studiosi, soprattutto all'Università di Padova, scienziati, biologi, medici. Bene, vi ringrazio ancora e comunque ci vediamo lunedì per la seconda lezione.